Buonasera, bentrovati con il nostro telegiornale. Sono oltre 500 gli iscritti all'Assemblea Generale delle Imprese Associate di Confindustria Udine, in programma domani pomeriggio a partire dalle 14:30 alla Fiera di Udine. Il titolo dell'incontro è 40, in riferimento agli anni trascorsi dal sisma che colpì il Friuli. L'esperienza maturata in occasione del terremoto e soprattutto nella ricostruzione diventa lo spunto per riflettere su come affrontare le sfide per il futuro. Ci troviamo all'interno del padiglione 6 della Fiera di Udine, dove sono in corso i lavori in preparazione dell'Assemblea Generale delle Imprese Associate di Confindustria Udine, in programma lunedì pomeriggio. Si parlerà di terremoto, il terremoto che fu sicuramente un dramma per il Friuli, ma fu anche un'esperienza collettiva molto importante, perché è in quell'occasione che furono poste le basi, le fondamenta del Friuli che è oggi, ed è da qui che si partirà per immaginare, strutturare il Friuli del futuro. Ne parliamo con il presidente di Confindustria Udine, Matteo Tonon. Questo è un po' lo spirito di questa assemblea, intitolata non a caso 40. Lo slogan prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese, che non a caso venne riportato dal presidente Agnelli, allora presidente di Confindustria, volle rafforzare quello spirito della necessità di ridare al Friuli, attraverso la sua economia, quell'ancoraggio al territorio, quale parte fondante della nostra società, del nostro saper vivere, del nostro aver costruito il Friuli. Ed è proprio quel valore che ritroviamo ancora oggi in questo quarantennale, in cui dobbiamo dire non vogliamo sostanzialmente celebrare quelli che sono stati gli avvenimenti del post terremoto. Noi dobbiamo dare un tributo a tutti coloro che hanno permesso al Friuli di essere quello che è ancora oggi, ai valori che hanno trasmesso a tutte le generazioni che dopo si sono susseguite e quei valori che ancora in modo molto forte possono permettere al nostro territorio tutto di affrontare le sfide di oggi e soprattutto le sfide di domani. Durante l'assemblea verrà anche proiettato un filmato che ricorda il percorso di distruzione e rinascita del Friuli produttivo, con interviste ai protagonisti di quel percorso, tra tutti il commissario Giuseppe Zamberletti. Eccone un'anticipazione. Il 7 maggio io arrivai a Udine, mi chiamò Moro per comunicarmi l'incarico, partì con un aereo militare da Ciampino e arrivai a Rivolto. La legge del 70, che io avevo fatto approvare come relatore, prevedeva questa figura del commissario, e la prevedeva perché durante la catastrofe del Vajont il generale Ciglieri, senza una legge, senza niente, però era stato nominato per le vie brevi commissario e coordinatore delle operazioni di soccorso. Il caso Regeni, l'Egitto si starebbe preparando a sacrificare un alto funzionario di polizia per seguirlo per l'uccisione di Giulio Regeni, appunto, questo secondo quanto scrive il media arabo inglese Al-Arabiya Al-Jadid, The New Arab, citando una fonte politica egiziana. Il Cairo si prepara ad annunciare che un alto funzionario sarà portato in tribunale in modo da chiudere questo caso. Ha detto infatti ieri la fonte. Alcuni leader mondiali, ha aggiunto, si sono rifiutati di incontrare il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi durante il G20 in Cina proprio a causa dell'incidente. A margine del vertice la cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto al-Sisi di rivelare il prima possibile l'identità del killer di Regeni e che il ripristino delle normali relazioni tra Egitto ed Europa non sarà possibile finché i suoi assassini non saranno perseguiti. Torniamo alla cronaca locale. La polizia di Pordenone ha sottoposto a fermo per il reato di ricettazione 3 cittadini stranieri perché avevano addosso e in auto monili in oro, smartphone privi di SIM di cui non erano in grado di giustificare il possesso e vari strumenti atti allo scasso e ad offendere. I tre, due cittadini armeni di 35 anni con permesso di soggiorno rilasciato in Austria, uno di 43 anni munito di permesso di soggiorno rilasciato in Austria, l'altro è un georgiano di 41 anni residente a Tessalonico in Grecia con a carico un provvedimento di carcerazione emesso alla Procura di Brindisi, dovendo scontare 2 anni di reclusione per reati contro il patrimonio. Erano su un'auto nei pressi di un centro commerciale a Fiume Veneto e sono stati notati dai passanti che hanno avvertito la squadra volante. I tre sono anche stati denunciati per porto di oggetti atti ad offendere e condotti nella locale casa circondariale.
Servono 36 infermieri per la centrale unica del 118 che sarà aperta a Palmanova il 1° novembre prossimo. Il servizio però non è ancora pronto. Parliamo allora torniamo a parlare di economia e di mondo dell'imprenditoria, in particolare dell'artigianato, dove la qualità paga, e questo è quello che sostiene l'Etica del Gusto, che propone dei percorsi proprio per diffondere questa cultura che può aiutare a sopravvivere in un momento di crisi. Artigiani che fanno parte dell'associazione sono panettieri, pasticceri, poi ci sono gelaterie, pizzerie e cioccolaterie. L'Etica del Gusto nasce nel 2009. E quali sono adesso le prospettive anche con questo incontro che fate qui alla Dimoret? Ma diciamo che qui presentiamo il programma dei corsi e degli eventi del 2016-2017 e l'intento è quello comunque di, appunto, oltre che a spiegare quello che faremo, è di acquisire nuovi soci. Adesso siamo circa una quarantina e ogni anno insomma si avvicina qualcuno che deve credere comunque nei valori dell'associazione. Un criterio di lavorazione e di sincerità verso comunque il nostro consumatore, perché abbiamo bisogno di dare sicurezza valorizzando comunque il lavoro che facciamo. In un momento in cui si continua a parlare di crisi negli ultimi 8 anni, dal 2008 a oggi, avere questi generi di valori sta pagando? Riuscite ad avere un mercato crescente, importante? Ma secondo me sì, perché la qualità paga sempre. È chiaro che ci vuole più impegno, ci vogliono sacrifici. Per quanto riguarda la mia ditta, ma anche per quelli che fanno parte dell'Etica, non c'è nessuno che si lamenta per quanto riguarda il lavoro. Ecco. La concorrenza arriva da altri paesi, da altri territori, oppure stando in una fetta così alta di mercato non sentite la concorrenza di competitor che ad esempio non fanno parte della vostra associazione ma che vengono da fuori, anche da altri paesi eventualmente? Ma la concorrenza io non la vedo, nel senso che comunque il nostro prodotto non è l'alta qualità o il top di gamma piuttosto che qualche altra cosa, è veramente qualcosa di diverso rispetto a quello che troviamo in giro. E quindi la concorrenza potrebbe essere qualcuno che inizia a lavorare come noi. Sarà aperto da domani e fino al 28 settembre prossimo il secondo bando con alcune modifiche rispetto al precedente per 36 infermieri che servono alla centrale unica di Palmanova. Il primo bando è andato a vuoto con sole 7 adesioni. Isabella Gregorato. Il 1° novembre è prevista l'apertura della centrale unica del 118 a Palmanova. La Regione ha emesso un bando per attingere infermieri da tutte le centrali operative 118 della Regione che attualmente occupano 99 persone. Come ci spiega Afrim Kasli, segretario Nursind di Udine, per la centrale di Palmanova sono necessari 36 infermieri. Si tratta di personale già formato. Il bando è necessario perché gli infermieri non vengono spostati in comando o in prestito, ma avranno un nuovo contratto lavorativo con l'Egas, nata il 1° gennaio del 2015, che ha già avuto un primo incarico dalla Regione per la gestione del maxi concorso degli infermieri. La stessa Egas ora ha il compito di gestire la centrale unica 118. La Egas, pur essendo a partecipazione regionale, è un soggetto completamente avulso dal sistema sanitario regionale. Già nel periodo estivo un primo bando era fallito, continua Casli, perché si erano presentate solo 7 persone. Ora l'Egas ne ha riaperto un altro con decorrenza 19-28 settembre, apportando alcune modifiche rispetto al precedente, tra le quali la possibilità per gli infermieri di lavorare anche sul territorio per almeno 4 mesi. Il Nursind sta comunque chiedendo chiarezza per quanto riguarda la parte economica e soprattutto certezze per il futuro dei lavoratori. A Cormons proseguono i lavori di riqualificazione della caserma. Amadio sarà recuperata l'intera struttura. Ci spiega come e per cosa verrà recuperata il sindaco Luciano Patat. Seguendo i lavori di recupero dell'area dell'ex caserma Amadio, in cui stiamo realizzando i giardini della pace,
fra alcune settimane verranno demoliti i magazzini che si trovano sulla regionale per Cividale, quindi il parco sarà ulteriormente ampliato. Nel contempo stiamo dotando la struttura di impianti luce ed acqua per renderla sempre più fruibile dalla gente, visto anche che stiamo sistemando panchine e giochi per i bambini. Allo stesso tempo in questi giorni abbiamo dato il via a Brazzano al recupero di una parte della caserma con l'abbattimento di una parte di muro e la realizzazione di un recinto interno che ci permetterà di rendere fruibile quest'area da parte dei cittadini, i quali potranno entrare in questa zona e godere appunto del parco che stiamo realizzando. Ma questo intervento è anche giustificato dal fatto che quell'area è da tempo stata indicata come area di sosta della popolazione di Brazzano in caso di calamità naturali, e quindi l'area che diciamo, a livello di protezione civile viene indicata come area di sosta, e quindi lì la popolazione, eventualmente dovessero succedere delle emergenze, potrà concentrarsi. Sono 4 i ristoranti della nostra regione in gara quest'anno per conquistare un ambito premio a colpi di ricette dedicate al baccalà. È appena partito per proseguire fino al 5 dicembre la 7ª edizione del Festival Triveneto del Baccalà, trofeo Tagliapietra. Sono 37 i ristoranti in gara e per la nostra regione gareggiano la Tavernetta Landrona di Grado, ai Campi di Marcello di Monfalcone, il Podere dell'Angelo per Pordenone, il ristorante Fogolar La di Moret di Udine. A decretare il vincitore sarà una giuria stellata coordinata da Franco Favaretto, chef patron del Baccalà Divino di Mestre. Questo prodotto dei mari del nord ha un forte legame con i territori una volta governati dalla Serenissima. Infatti fu un mercante veneziano del 400, Pietro Querini, che mentre viaggiava verso le Fiandre, per colpa di una tempesta, naufragò sulle coste norvegesi, scoprendo che le popolazioni locali, per conservare il merluzzo, lo facevano essiccare, diventando così stoccafisso. Ideale, secondo Querini, per un lungo viaggio in nave verso Venezia, e così avviò un fiorente commercio. I discendenti di Querini vivono a Visinale di Pordenone. Al miglior chef di quest'anno, oltre al trofeo Tagliapietra, in premio anche un viaggio studio nell'arcipelago norvegese delle Lofoten, patria del merluzzo. Il Kenya fa doppietta alla 17ª edizione della maratonina di Udine, che si è corsa con un tempo non favorevolissimo dal punto di vista atmosferico. La partenza da Cividale questa mattina è appunto al traguardo. Per primi sono presentati Joash, Kipruto Koech e Pauline Eyapan, che si sono imposti sul nuovo percorso che ha unito Cividale al capoluogo friulano. I keniani sono stati protagonisti assoluti sin dai primi chilometri di gara. Kipruto Koech ha chiuso in un'ora 2.04, staccando di 1.45 il connazionale Kibet e di 1.51 l'altro keniano Dennis Kipkorir. Ruto, momento clou della gara, poco oltre il 10° chilometro, passaggio in 28.40 quando Koech ha allungato la falcata, staccando gli avversari. Miglior italiano il giovane Faniel, eritreo naturalizzato italiano nel 2015, sesto in 1'ora 6.52, subito dietro il siciliano Brancato. Tra gli atleti più applauditi il pluricampione ridato di ultramaratona Giorgio Calcaterra. Una gara spettacolare e una città bellissima, ha commentato poco dopo aver tagliato il traguardo in Piazza Libertà. Quarta e migliore italiana la pugliese d'adozione triestina Teresa Montrone, sesta la friulana Marta Pugnetti. E con questo è tutto, ora i risultati del calcio dilettanti, e poi è tutto campo con Massimo Radina. Grazie per averci seguito, il TG e le informazioni ritornano domattina alle 7 con Ore 7. Buona serata.